La Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato e confiscato beni ad Isola Caporizzuto per un valore di circa 1,5 milioni di euro. Il sequestro di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per 850.000 euro riguarda Giuseppe Scerbo, 45 anni. La confisca invece riguarda beni mobili, immobili, quote societarie, un'azienda, autoveicoli e disponibilità finanziarie di proprietà di Antonio Romeo Scerbo, 49 anni, e Romolo Scerbo, 51, ritenuti vicini all'omonima cosca considerata una cellula del clan Arena. La stessa famiglia Scerbo era stata al centro delle attenzioni investigative nel 2009 nell'ambito dell'operazione Tucano, che aveva portato alla luce alcune attività di estorsione ai danni degli amministratori di un villaggio turistico. Sono agli arresti domiciliari Anna Leonetti, 58 anni, e Michelina Bompignano, 55, le due maestre di un asilo di Cirommarina accusate di aver picchiato alcuni bambini. Le violenze compiute sugli alunni sono state documentate dai carabinieri in alcune riprese effettuate durante la permanenza in classe nella scuola dell'infanzia Artino. Dalle indagini sono emersi 40 episodi di violenza nei mesi di aprile e maggio scorsi. Le indagini condotte dai carabinieri del Norm della compagnia di Cirommarina, diretta dal capitano Paolo Nichilo, sono partite dalla denuncia presentata dalla madre di una bambina che aveva notato i segni delle percosse sul viso della figlia. Sellia, nel Catanzarese, con il 71% resta il comune più virtuoso per la raccolta differenziata. È quanto emerge dal report rifiuti riferito al 2010, pubblicato dall'Arpacal sul proprio sito. Sellia ha confermato la leadership, sebbene il dato sia in leggera flessione rispetto al 2009, 73,68%. La Calabria ha prodotto l'11,89% di raccolta differenziata, con un calo dello 0,4% rispetto al 2009, ma nel 2010 sono stati prodotti meno rifiuti, 802.000 tonnellate contro 833.000. È Pasquale Catanoso il nuovo rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il direttore del Dipartimento di Scienze Storiche, Economiche, Giuridiche e Sociali ha superato la concorrenza del professor Francesco Russo e ha anche superato il raggiungimento del quorum. Con 241 preferenze contro 79, la Comunità della Mediterranea ha scelto un reggino come rettore per il periodo 2012-2018. È il quinto rettore della Mediterranea dopo Antonio Quistelli, Rosario Pietro Paolo, Alessandro Bianchi e Massimo Giovannini. È la prima volta che un docente della più giovane facoltà dell'università, giurisprudenza, viene eletto rettore. A fargli gli auguri di buon lavoro anche l'ex rettore Massimo Giovannini.